Ringrazio adesso davvero di cuore Alessandro Cè, perché il fatto che siamo qui, che c'è una bellissima sala piena, che Verso Nord ha strutturato la sua organizzazione anche in Lombardia e in tutta la Lombardia, con ciò che questo significa, si deve al lavoro di Claudio, di molti, ma soprattutto all'energia, alla capacità, alla volontà che ha messo Alessandro nell'ultimo anno di lavoro, e per questo lo ringrazio e gli do la parola. Grazie, buongiorno a tutti. Parto un po' dalle ultime parole di Claudio, rivolgendomi direttamente a Vecchioni, perché diciamo questo incontro, al di là che è un'assemblea importante dove noi tutti ci siamo ritrovati di Verso Nord, però è anche un momento importante di confronto nei confronti, scusate la ripetizione, di Italia Futura. Io ho apprezzato il suo intervento, allo stesso modo devo dire che le ultime due cose dette da Claudio rappresentano in parte il dubbio che alcuni di noi hanno, perché fra amici è giusto parlarsi chiaro, no? Perché come sappiamo bene tutti, questo è un momento un po' difficile che stiamo vivendo. Sullo sfondo cosa c'è? Il grillismo, attenzione, lo vedete tutti. Cioè, sono passato per una strada, ho visto un bar pieno di gente, chi c'era? Beppe Grillo, con 2 volantini. Per cui chi demonizza oggi Beppe Grillo ma non tiene conto di questa realtà, probabilmente sta andando fuori strada. Allo stesso tempo, l'hai già declinato tu, l'hai già descritto tu, e c'è questo fenomeno di gattopardismo neanche tanto strisciante, per cui c'è una classe politica in qualche modo che vuole riciclarsi. E come si fa però a uscire da questa situazione, a fare in modo che il nostro simbolo, no, Verso Nord, ma anche la nostra amicizia non venga inquinata da tutto questo? Bisogna avere delle caratteristiche. Innanzitutto bisogna avere un senso dell'opportunità politica. E poi bisogna avere delle caratteristiche, bisogna avere un progetto chiaro, portato avanti da persone serie e coerenti, capaci, competenti, e allo stesso modo, diciamo, deve essere un progetto fortemente riformista, deve essere stagliato questo progetto. Non è che è un progetto magmatico che si fa portare a destra e a sinistra a seconda, diciamo, delle opportunità o delle conoscenze personali, e che poi magari sullo sfondo ha anche, diciamo, problemi che esulano o perlomeno che possono condizionare lo sviluppo di questo progetto, che deve essere un progetto fortemente riformista, che deve essere un progetto assolutamente chiarito in tutti i suoi aspetti e che ha anche un suo posizionamento politico ben chiaro, anche se è aperto a tutta la partecipazione trasversale che ci può essere, sia da parte di un civismo diffuso, sia da parte di chi ha già fatto politica, però l'ha fatta in maniera seria e coerente e gode di una determinata credibilità. Per cui questo è l'inquadramento generale che noi come Verso Nord Lombardia diamo dell'attualità, del problema che abbiamo davanti. Molte cose sono già state dette, no? Fallimento dei partiti. Più emblematico è il fallimento della Lega. Io ci sono stato tanti anni, però fallimento della Lega politico è evidente e ha fatto implodere il sistema. Fallimento politico, non le storielle dei diamanti, queste cose qui, a chi interessano? Certo, danno fastidio. La gente per strada li prenderebbe a calci nel sedere, però il problema è il fallimento politico. Il Nord ha votato in maniera massiccia la Lega in 20 anni ha votato l'asse del Nord, non solo la Lega. Gli ultimi governi erano rappresentati per l'80% da persone del Nord, che avevano messo la questione settentrionale al centro della loro battaglia politica. Non hanno portato a casa niente. Anzi, oggi stiamo peggio che non nel 92. Oggi abbiamo Monti,
si è detto in positivo e in negativo. Io non voglio spendere molte parole. Io dico che però l'aspetto di Monti che non mi piace, che è forte con i deboli e debole con i forti. Questo non mi piace, perché un governo autorevole, competente, che non può essere mandato a casa, deve fare delle liberalizzazioni più serie. Deve anche avere un progetto di riforma istituzionale, anche se a breve termine, o perlomeno incanalare un progetto di riforma istituzionale, e invece vedo che è caratterizzato da un forte centralismo, e questo non mi piace. Ci sono alcune questioni fondamentali in questo Paese. Una è la questione sociale, che consta di 3 punti. Bisogna rimettere al centro il lavoro, non inteso in maniera socialdemocratica, il lavoro e i produttori, contro la finanza, contro l'economia fatta di carta. Bisogna difendere il ceto medio, un grande economista di cui non si ricorda nessuno, che visse ai tempi di Hayek e di Keynes, no? Wilhelm Röpke diceva: la classe media è la classe che può cambiare le sorti di una nazione. Questa classe media è stata vilipesa, è offesa ed è continuamente spostata nella direzione della proletarizzazione. Se non c'è classe media, se non c'è ceto medio, se non c'è l'autonomia di esprimere liberamente le proprie parole, non c'è futuro per questo Paese. Per cui la politica deve indirizzarsi lì. E il terzo punto è: questo Paese non è diviso fra nord e sud fondamentalmente, anche se il nord è la locomotiva del Paese, è diviso in maniera trasversale fra produttori e ceto parassitario. Questa è la divisione del Paese. E allora la nostra linea politica deve essere questa. Non ci possono essere dubbi su questo. Non è che possiamo andare all'estrema destra, all'estrema sinistra a parlare di liberalismo astratto. Il liberalismo deve essere guidato da principi etici che vanno in questa direzione, perché solo in questa direzione ci si salva. Gli altri problemi del Paese, c'è una grande... Alcune volte sembra che si abbia paura a usare questo termine, no? Perché la classe politica l'ha sdoganato come un termine quasi che non c'entra niente con la politica. C'è una grande questione morale, devastante questione morale. L'abbiamo visto a livello nazionale, P2, P3, rimborsi elettorali, Finmeccanica. La puzza che esce da Finmeccanica travolgerà i partiti, tutti i partiti, Lega compresa. La Lega verrà azzerata da Finmeccanica, questa è la mia previsione. Siccome dicono che tutto sommato sto centrando tutte le cose che ho detto 7 anni fa, adesso stanno venendo tutte fuori, e lì vogliono fare un attacco anche però all'informazione. Quando io convocavo le conferenze stampa 7 anni fa e dicevo tutte queste cose, come mai i giornalisti non venivano da me? E come mai i pochi giornalisti che venivano da me dicevano ho paura di essere licenziato? Allora vedete che le battaglie che abbiamo fatto noi anche all'interno della Lega allora stanno venendo tutte a galla. C'è una grande questione morale. E poi l'altra questione fondamentale qual è? In questo progetto politico, lo dico a tutti e lo dico in particolare a Vecchioni, noi dobbiamo essere dei bravi medici. Dobbiamo capire quali sono le cause del problema. Quando sento Passera, che pure mi sembra un personaggio politico di grande spessore, e io non ho affinità per banche e simili, no? Però l'uomo c'è, secondo me. Quando sento dire che non c'è un'ideona ma ci sono tante idee, è un modo realistico di affrontare le cose. Però attenzione, il medico che fa diagnosi deve vedere quali sono le cause dei nostri problemi, al di là di quelle internazionali che bisogna essere capaci di andare in Europa a risolvere, con una classe politica degna del ruolo che andrà a svolgere in Europa. Sono la partitocrazia. Il vero cancro del Paese è la partitocrazia, il fatto che i partiti sono entrati ovunque, in tutte le sfere pubbliche e in tutte le zone dove c'è economia, nelle banche, dappertutto. È il centralismo, che ne è una diretta conseguenza, ma che anche, diciamo,
non aderire minimamente a quell'etica della responsabilità di origine weberiana che è fondamentale per cambiare un paese. La questione delle rendite, delle caste, che porta conseguentemente ai conflitti di interesse, che è il vero grande altro problema del nostro paese. E la questione della illegalità e della criminalità, che sono un problema enorme, misconosciuto, nessuno ne parla. Maroni, che è andato in televisione a fare l'elenco dei mafiosi col pannolone che sono stati arrestati, ma non si rendono conto che la mafia finanziaria è ovunque. In Lombardia gli appalti pubblici vengono dati alle società anonime lussemburghesi. Queste cose succedono in Lombardia, nella grande Lombardia. E allora questi punti che poi si trascinano tutti gli altri, perché è chiaro che se c'è la partitocrazia, il centralismo, cosa c'è? Il risultato è quello che ha detto Claudio Bizzozero prima. C'è la corruzione, ci sono le clientele, c'è l'inefficienza, c'è l'assistenzialismo. Quanto ci costa tutto questo? Lui ha fatto un calcolo diverso da quello che ho fatto io. Però orientativamente questo ci costa 130-140 miliardi all'anno. E non è la pagliacciata di Calderoli del federalismo, che addirittura ha avuto come risultato quello di screditare un grande progetto che può portare fuori da una situazione di questo genere. E appunto le conseguenze sono l'eccesso di burocrazia, la mancanza di trasparenza, perché è chiaro che se ci fosse la trasparenza tutti questi furti, tutta questa inefficienza non ci potrebbe essere. La eliminazione completa del merito, il fatto che non si fissino gli indicatori di qualità delle prestazioni e dei servizi resi. Però le 4 voci fondamentali, credetemi e riflettete, vi prego di riflettere su quanto sto dicendo, sono quelle 4 cose che ho detto: la partitocrazia, il centralismo, le rendite, le caste, i conflitti di interesse, l'illegalità e la criminalità diffusa. Questi sono i veri problemi del Paese. E allora se questo è una diagnosi giusta, la conseguenza, sarò più veloce perché l'abbiamo già detta insieme, però noi questo pacchetto lo dobbiamo aver ben chiaro in testa. Diminuzione della spesa pubblica improduttiva, l'agenzia delle uscite, benissimo, siamo sulla strada giusta, ma lì bisogna andare a un concetto di zero base, cioè vuol dire che tutto quello, dobbiamo rivalutare tutto quello che fa la macchina della pubblica amministrazione, perché molte cose non servono assolutamente. È la questione del federalismo serio, e qui non mi dilungo, ma noi abbiamo già presentato la nostra idea di federalismo, sicuramente dove il Nord deve svolgere un ruolo nella perequazione orizzontale. Se il Nord dà 120 miliardi al resto del Paese come residuo fiscale, dovrà pure intervenire per capire come vengono usati questi soldi. È lo stop all'assistenzialismo. Voi imprenditori lo sapete meglio di me. Questi contributi a pioggia cosa servono? Sarebbe 1000 volte meglio ridurre lì, eliminare l'IRAP. Sarebbe molto meglio per tutti, perché qualcuno in testa ha ancora un sistema che è il sistema della partitocrazia, per cui tu devi intervenire su 1000 cose. Lo Stato minimo, Robert Nozick, non devi intervenire su nulla, devi creare le condizioni perché le imprese, le persone possano vivere, possano produrre, possano dare ricchezza a tutti. Questa è l'impostazione vera da dare. E poi, attenzione, proprio perché c'è il grillismo sullo sfondo, non per necessità di emularlo da un punto di vista demagogico, ma i costi diretti e indiretti della politica. Le vergogne di alcuni costi diretti, finanziamento pubblico, le auto blu, ma i costi indiretti, tutti questi consigli di amministrazione che servono solo per indirizzare gli appalti, per assumere i parenti. Questo è il vero problema. E poi lo ripeto e vado veloce, la lotta alle rendite, alle caste, ai conflitti di interessi, una taxation che funzioni, non la pagliacciata che c'è oggi, no? Le banche hanno scippato 100 miliardi, l'ha detto la Corte dei Conti, ai risparmiatori. Però una taxation non adeguata non consente ai risparmiatori di recuperare quello che gli è stato scippato. E ad esempio delle liberalizzazioni serie, una separazione fra banche commerciali e banche d'affari. E poi
la lotta alla criminalità, ma con delle pene severe per i colletti bianchi. Pene severe per i colletti bianchi. Io non sono per la demagogia, ma chi è o politico al servizio dello Stato o funzionario che lavora per lo Stato deve essere pagato bene, perché la competenza si paga. Ma se rubi 5 euro ti taglio le mani, via, via da tutto. E poi chiudo, grazie Diego di aver pazientato, rimettere, lo ripeto, al centro il lavoro. Io non sono tecnico come Bertolussi, anche se mi piace imparare col mio amico Sergio Rossi, che è bravissimo in questo, il senatore Rossi. Ogni tanto mi faccio fare delle lezioni di economia, ma insomma si potrebbe discutere sui massimi sistemi, sull'Europa, su tutte le cose che hai detto, Giuseppe. Però alcune cose concrete con quei 130-40 miliardi le puoi fare. Azzerare l'IRAP, ridurre drasticamente la burocrazia, ridurre il cuneo fiscale, migliorare la giustizia civile, fare l'IVA per cassa. Lo so che l'amico Peotta è molto, cioè, sta facendo battaglie su questo, ma è una cosa, è un diritto sacrosanto. Se ti pagano dopo un anno, perché devi pagare l'IVA al momento? Cioè è una roba che non sta né in cielo né in terra. E poi premiare il merito e la qualità, di questo si parla sempre troppo poco. Questo si coniuga con la trasparenza. Se tu metti assieme una riforma federalista seria, la trasparenza e la valutazione del merito della qualità attraverso operazioni di confronto, di comparazione, di benchmarking, non occorre più la magistratura. Questo bisogna che facciamo capire ai cittadini. Basta un bottone. Se tu hai tutti i dati aggregati e informatici sul tuo computer, no? Che le varie regioni fanno secondo uno standard omogeneo, se tu hai degli indicatori di qualità che possono essere verificati quando schiacci un bottone, non occorre più la magistratura. Purtroppo però oggi dovresti portare in gattabuia, io la chiamo così, nelle carceri una buona parte della classe politica italiana e una buona parte dei dirigenti che lavorano in questo Paese. Ecco, e chiudo, scusatemi, ho portato tanto tempo. Allora, Verso Nord vuole essere quello, vuole interloquire con Italia Futura, però chiede a Italia Futura e rivendica per se stessa di avere un progetto chiaro, un ruolo forte e, diciamo, un'impostazione fortemente riformista, aperta anche ad altri apporti e anche a altre forze politiche che però dimostrino che su questo fronte sono assolutamente coerenti. Grazie. Grazie. Grazie Alessandro.